Allora, sono a casa. Oggi non so quante volte durante questa mattinata ho pensato, io prendo, me ne vado a casa, non me ne frega più niente. Questa è la situazione. Questa è la situazione, ma come sempre non posso entrare in dettagli, ma questa è la situazione. Io mi metto a un attimo a pulire casa perché è un po' disastro, perché qualcuno fa un casino quando non sono a casa. Vabbè, faccio sistemazioni di casa e ragazzi, il pranzo è già pronto, per fortuna. Allora, ieri alla fine eravamo andati a fare la spesa al Lidl, qua vicino casa, tra virgolette, vicino casa, sempre tra virgolette perché qua di vicino non c'è niente. E eravamo andati al Lidl qui, e poi eravamo andati a un altro Lidl e poi eravamo andati a mangiarci gelato, poi al Decathlon. Avevo fatto tutto un giro, vabbè. Ho preso le noci del Lidl, quelle già sgusciate perché mi sono comode da portare al lavoro. Sì, ma ieri sera le apro, me le preparo per il lavoro, ne mangio una, sapeva di muffa. No, ho detto non è possibile, non è possibile. Alla fine oggi al lavoro le ho mangiate, due sapevano di muffa, le altre erano tutte a posto. Che schifo, mamma mia che schifo, quando le robe sanno di muffa. Vabbè, non pensavo che le noci, cioè non mi è mai capitato nella mia vita di mangiare noci che sapessero di muffa, ecco. Comunque spesa fatta ieri alla fine. Ho preso questi, vi faccio vedere. Ho preso questo Coccolatevi, profuma davvero, super profumate. So che vanno tanto di moda ste robe qua. Allora, questo profumo primavera, mi piace un casino questo profumo. Volevo prendere vaniglia, perché ho detto vaniglia di sicuro è buono. No, è una vaniglia totalmente chimica e a me non piace per niente. E quindi ho preso il profumo primavera e poi ho preso questo qua invece originale, classico. Molto buono anche questo come profumo. Oh, c'è anche un po' di sole adesso, ma dai? Ma dai che c'è un po' di sole. Ma guarda qua. E vabbè, dai che pulisco. Ciao Mimi. Ciao Mimi. Bello Mimi. È ti bello. È ti bello. Anche tu sei bellissimo. Sì, tu sei bellissimo. Ah, io ho fatto spesa in farmacia. Allora, perché adesso vi racconto. Domani che per me sarà mercoledì. Ah, ce la posso fare? Ah, vedete che vi appoggio. Adesso vado a casa, devo andare in bagno. Sono venuta in farmacia, cioè di corsa apposta perché devo andare in bagno. Siccome il mio intestino non funziona regolarmente proprio al massimo, sono molto più regolare adesso, però con tutti gli integratori, però comunque non è perfetto. E quindi ho detto, aspetta che vado in farmacia a comprare il barattolo. Allora, praticamente domani sono a casa, ho una giornata di ferie perché ci sono lavori di manutenzione dove al lavoro, insomma, devono fare i lavori alla cella della cabina di messa a terra e devono sostituire la cella. Una. Oddio, non lo so. Comunque devono fare i lavori. Niente, mi hanno dato una giornata di ferie e allora ne approfitto per andare a fare un po' di analisi. E quindi, però, una parte consegnerò i campioni in laboratorio all'ospedale di Pieve di Cadore e poi andrò a farne altre. Questo è un altro discorso, non sto neanche a dirlo qua, ma veramente ogni tanto mi prende un nervoso. Andrò a farne altre privatamente a Belluno, ok? Dove ero stata anche quella volta dove ero andata a fare privatamente tutto il check-up completo. Ecco, questa volta non farò il check-up completo, farò il check-up under 40, che però comprende solo esami del sangue e urine, niente di più, ecco, non ci sono tutte le visite complete in mezzo, ecografie, no, c'è solo quello. Quindi domani giornata di ferie, ma mi alzerò molto presto lo stesso perché andrò a fare un po' di analisi, però vabbè. Non ho altro modo per poterle fare, ne ho approfittato di questa giornata perché non mi capiterà a breve di essere di nuovo a casa. Vi saluto perché devo tornare a casa, andare in bagno, importante, e basta. Buongiorno,
Buongiorno da me, dal bagno. Guardate quanto lunghi sono questi capelli. Cioè, non lo so, io non so dietro quanto lunghi siano, però sono lunghissimi, no, eterni. Non stanno bene con questa maglietta perché è una maglietta di un altro colore, ma non importa. Sono in ritardo, mi porto dietro comunque l'elastico perché io senza elastico non posso vivere. Io sciolti non riesco tanto a tenerli, ci provo ma faccio tanta fatica. Mi vesto leggera oggi, sicuro suderò un casino, anche se fuori è brutto tempo. Così e via, via ragazzi, vi faccio vedere l'outfit. Maglia di pile sopra, leggings di Shein e questa maglietta Champion. E andiamo che sono in estremo ritardo, devo partire e andare via subitissimo. I gatti li saluto, non ho pulito casa perché tanto loro la mattina fanno casino, quindi non ha senso. Ciao! Ho solo pulito la stufa e adesso esco di casa e vado via. Mi bevo giusto un cincinin d'acqua. Prelievo fatto, adesso vado di nuovo alla macchina, raggiungo mia mamma che è là che mi aspetta. E tempo proprio bruttino oggi. Sapete che non sono abituata a vedermi con i capelli giù, infatti mi sa che mi farò la coda perché non mi piacciono proprio i capelli lunghi. Pioviggina, io avrei voluto fare un giro giù al mare, ma giù al mare il tempo è lo stesso di qua. Non so, andare a trovare pioggia forse non è il caso. Boh, adesso deciderò. Danno fatto, colazione post di analisi, danno fatto, ho rovesciato tutto. Il tramezzino è mio, tonno e cipolline, perfetto alle 9 di mattina, perfetto, col cappuccino, perfetto. Ebbene sì, giretto al mare. Quel di Jesolo. Giornata di ferie proprio oggi. Ferie totali. Totali. Peccato per l'aria, per il vento. Ma insomma, finché è così. Va anche bene. Sì, raggiunto pure questo. È un posto, sì. Non so se avete sentito. No! Dai! Non lo so. Sono a casa. Sono a casa. Qua ho tutto l'ambaradàn delle carte delle analisi. Un po' di roba. E niente, dai. Sono contenta perché comunque abbiamo fatto i nostri giri. Alla fine c'è scappato il giro al mare. Non era previsto perché io non pensavo di andare, però poi ho detto vabbè, guardiamo la webcam. La webcam non era brutto il tempo, non pioveva e quindi durante il percorso abbiamo trovato una pioggia, ma non si vedeva neanche fuori dal finestrino, dal vetro, non c'è niente, non si vedeva niente da quanto pioggia c'era. E all'andata è stata il ponte del Fadalto, quindi è sopra Vittorio Veneto. Ecco, lì è stata una roba tra il vento e tra la pioggia molto forte e tanta, non si vedeva niente. E poi però a Jesolo si stava bene, era un po' ventilato chiaramente là sul lungomare, però alla fine c'erano 18 gradi, si stava bene, 18-19, quindi non era freddo. Ah, vabbè, comunque siamo tornati a casa e qui piove. Va bene. Al ritorno io mi sarei voluta fermare in un centro commerciale che è proprio sulla strada, tornando da Jesolo, a Roncade, però, e si chiama? Adesso, l'Arsenale, ecco, l'Arsenale, mi era passato di mente l'Arsenale e non ci siamo mai fermati io e Franz e mi sarei voluta fermare oggi, solo che poi, non essendoci mai andata, mi sono persa l'uscita e quindi ho detto vabbè, la prossima volta. Adesso piego la biancheria, che ho tutta sta roba, piego la biancheria che sicuramente è asciutta e sistemo sta roba qua e poi non lo so, Franz non è ancora arrivato a casa, sono le 4 del pomeriggio, ma lui oggi aveva una giornata bella impegnativa al lavoro, quindi
Cioè solo per me non c'era da lavorare, ecco, ma per gli altri sì. Sono contenta di aver fatto anche queste analisi, che così mi tolgo ogni dubbio, ogni pensiero. Ma era giusto farle, perché comunque era passato quasi un anno, anche il prelievo del sangue era passato quasi un anno, e quindi era giusto fare adesso, era il momento giusto, insomma. E poi, come vi dicevo ieri, io non ho ferie, cioè non prendo mai ferie, perché è sempre difficile sostituirmi. Per una volta che mi danno ferie perché ci sono dei lavori di manutenzione, insomma, mi tocca approfittare e invece che riposare fare le cose che di solito non posso fare. Ecco, mi sarebbe piaciuto riposare oggi, però alla fine è andata bene anche così. Vabbè, almeno ho fatto un giro. Sì, però infatti questo affare qua si è staccato. È uscito anche abbastanza sangue, devo dire. Mi ha tartassata, no, in realtà ha bucato subito, è andata dentro subito col lago, ma vedo che c'è un po' di ematoma. Vabbè. Non sempre viene fuori l'ematoma, non sempre, stavolta sì. Adesso mi guardo qualche video e faccio lavori di casa. Che bello nella scodellina, bello nella scodellina, molto bello. Qua continua a piovere. Piove, piove, piove e piove.